Molti pensano che il potere sia questione di autorità, muscoli verbali o posizione nel diagramma organizzativo. Beh, dopo 100 organizzazioni nelle quali ho lavorato, più di 1000 riunioni, forse 10.000 caffè, vi assicuro, il potere vero si gioca fra le righe e si può mappare letteralmente. Ho dato così vita alla Combat Map, dove ogni mossa è un messaggio, ogni silenzio un'azione mascherata. La Combat Map è un modello strategico che uso per rispondere a domande che ogni CEO si pone almeno una volta nella vita. Perché quel progetto si è arenato quando tutti avevano detto sì? O anche nella vita personale di ognuno di noi, perché non sono riuscito a sviluppare fiducia e consenso con quel mio collega, con quel mio parente o con quel mio capo?